Serie B-Win. Appassionati. Appassionati della Serie B-Win, buon pomeriggio da Giampiero Foglia Manzillo, 25esima giornata, la quarta del girone di ritorno allo stadio Bentegodi e derby veneto tra Verona e Vicenza. Situazioni diametralmente opposte per le due squadre, con gli scaligeri terzi in classifica a quota 47, invece il Vicenza in una situazione di classifica assai precaria, terzultima la formazione allenata dallo scorso turno da Dal Canto. Il fischio di Merchiori si comincia. Va a sganciarsi Agostini, carica col mancino, pallone sul fondo. Ha spazio adesso, sale adesso Martigno, cerca il movimento dai 18, sgrigna dentro per Cacia, sbaglia la conclusione, clamoroso l'errore soprattutto per il top scorer del campionato di B-Win. Momento di apnea per il Vicenza. La conclusione di Sgrigna, i pugni di Bremek sulla conclusione di Alessandro Sgrigna, il pallone che termina in calcio d'angolo. Jorginho, poi Di Matteo che prova ad anticipare Rivas, se ne va invece l'argentino, lo seguono nell'azione Cacia e Sgrigna, provvidenziale camisa, Sgrigna, ancora i pugni di Bremek ad opporsi alla conclusione del numero 13. La rincorsa di Bellazzini, la sua battuta, cercare Martinelli, poi Milanovic proprio a toccare col piattone, l'intervento di Raffaele a recuperare. Mentre Merchiori dice che il secondo tempo di Verona Vicenza può cominciare. Martigno per Jorginho, Nielsen adesso. L'appoggio su Sgrigna, va a puntare Martinelli, il cross diretto in porta, va a mettere sopra la traversa Bremek. Cacciatore, adesso Rivas, cerca spazio, mette in mezzo la sua frenata con il destro, Cacia, Bremek a terra. Lo scarico per Sgrigna, cede orizzontalmente per la botta di Jorginho, Bremek con l'aiuto del palo, si salva ancora una volta, si distende con la punta delle dita. Finta Ciaramitaro, la battuta di Bellazzini a vuoto nell'area piccola, la battuta, il palo di Martinelli, il gol del Vicenza. Vicenza in vantaggio con Semioli, cambia il risultato a un quarto d'ora dalla fine, a passare in vantaggio al Bentegodi. A sorpresa però è la squadra ospite. Il movimento di Cinelli, Tiribocchi a difendere palla in area di rigore, prova col destro, si distende e para a terra Rafael. Jorginho per Nielsen, si allarga Martigno, la frenata di Nielsen invece che ci prova centralmente con il destro, Sgrigna a sporcare la traiettoria. Potrebbe non esserci più tempo, si aspetta il triplice fischio di Merchiori, arriva in questo momento, dopo quasi 28 mesi il Verona torna a perdere in casa, prima vittoria per Dal Canto sulla panchina del Vicenza, interrotta una serie negativa di 4 partite con sconfitta, esultano i tifosi biancorossi accorsi al Bentegodi, imprevisto stop per la squadra di Mandorlini.